Salute a tutti. Io ho imparato come fare una salsa salata in zuccherone. Per questa fare avremo bisogno di una cupetta, di una cucchiaia a zuppa, di pepe, d'olio d'olivo, d'aceto, di sale e di mele. Allora, cominciamo. In prima ci vuole una cucchiaia d'aceto, dopo 3 cucchiaie d'olio d'olivo, uno, 2 e 3. Dopo una piccicata di pepe, una piccicata di sale, e infine una cucchiaia a caffè di mele. Allora, è importante di pigliare del mele liquido, o se no non si miscerà bene in il resto degli ingredienti. Una volta che ci sono tutti gli ingredienti, mischiamo tutto. Mischiamo tutto per ottenere una buona salsa. Ecco, e come abbiamo salsa? Questa è una salsa che è buona mangiare in una salata o in una ugali. Ecco, io voglio un sossola, a vedere a voi e alla prossima.